allora riprendiamo la diretta dallo studio, dove nel frattempo si è materializzata la figura, la sagoma di Claudio Petrone. Buongiorno Claudio. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti i radio e teleascoltatori di Cittadella. E allora so che sei particolarmente agguerrito stamattina perché vuoi distruggere questa amicizia incestuosa tra Sigfrido Ranucci e Walter Lavitola, ma prima c'è portato qualcos'altro. Sì, prima perché devo tenere fede all'eco dei social e ho compulsato il nostro Cisberto chiedendogli gentilmente, e quindi partirei subito, se sei d'accordo Enzo, con un contributo social che sta impazzando su Instagram e su tutte le piattaforme. Noi ce l'abbiamo credo da YouTube e abbiamo, mandalo un po' per favore, ci siamo. Allora, siamo tutti antifa. Questo signore si chiama Disaster. Sì, lo conosco, tu sai che sono un profondo conoscitore del genere, quindi sì, ormai siamo sulla scia del rap dalla settimana scorsa. È un rapper tedesco che ha fatto appunto questo pezzo che, sebbene sia in lingua tedesca, è il ritornello in italiano ed è Siamo tutti antifa, e ci sono tutti questi concerti dove questo ritornello viene appunto cantato in italiano dai tedeschi. Questo ci ricorda qualcosa a me molto caro. Sono passati 20 anni, ieri era il 9 luglio, da quando siamo diventati campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Da allora sipario. Per la quarta volta. E dove accadde questo evento straordinario, meraviglioso? Accadde ovviamente in Germania, grazie ai calci di rigore che sono stati quasi sempre nefasti nei confronti dell'Italia. Invece in quell'occasione fu un momento straordinario. Chissà se i nostri figli, se i ragazzi avranno la possibilità di beneficiare, di godere come abbiamo goduto noi quel 9 luglio. Io ricordo due soddisfazioni: la semifinale con la Germania, manca un minuto, diceva Fabio Caressa, e poi arriva Fabio Grosso e Del Piero e la piazzano lì. Diciamo che sì, adesso ci sono i mondiali del 2026, come sappiamo noi non ci siamo, ma forse Enzo è stato meglio che non ci siamo andati, perché no, forse avremmo preso un caricatone di mazzate anche dalla Costa d'Avorio, da Capoverde lì. e sui social ci sono tutti i campioni del mondo del 2006 che su Instagram soprattutto stanno ripostando ovviamente le loro gesta. C'è stato un post molto tenero e molto carino di uno che non è stato campione del mondo, che è Padovano, che ha ricordato Gianluca Vialli, che è venuto a mancare proprio il 9 luglio dell'anno scorso. Detto questo, di che possiamo parlare? No, detto questo, dobbiamo dare, credo, di nuovo la linea a Gisberto, perché siamo... No, forse Gisberto, indicaci tu, perché qui l'abbiamo un po' sballata la scaletta. Stranamente quando arriva Petroni in radio è un casino, ragazzi. Allora dobbiamo dice che possiamo andare, va bene. Posso farti una domanda? Vai. Faccio una domanda al giornalista. Mi dici per favore che cos'è uno zaraffa? Il dialetto tarantino, lo zaraffa chi è? È un faccendiere. Il faccendiere, quello che maneggia le situazioni. Un spicciafacen, detto sempre in italiano. E perché parliamo di faccendieri? Perché c'è un simpatico ragazzo che ormai ha una sessantina d'anni, ma sembra dotato del filtro della giovinezza, che si chiama Walter Lavitola. E tu sei stato molte volte al ristorante di Walter Lavitola. Io devi sapere, adesso lo diciamo in pubblico, che ho una amicizia strettissima, anzi quando qualcuno è preoccupato da qualche mio servizio va da Lavitola a parlare e dice tienilo buono. Cefalù Bistro di Pesce a Roma, e pare che fosse un ristorante molto frequentato, soprattutto secondo quello che leggiamo sui giornali,
da chi avesse dei problemi con Report. Sì. Si dice, lo avrebbe detto questo Corsini, il direttore dell'approfondimento della RAI, sì. Corsini dice: se c'era un problema con Report, si andava a parlare dalla vitola al cefalobistro e andavano a parlare e si risolvevano questi problemi. E voglio dire, in tutto questo casotto noi ricordiamo il simpatico La Vitola che parlava di notte con Berlusconi. Sì. Dandogli del lei straordinario, dare del lei a Berlusconi e parlare di notte. Di notte. Quando forse Berlusconi era in tutt'altre faccende affaccendato. Sì, in una fase pre-rem, in una frase da remmato, e quindi La Vitola è ritornato agli onori della cronaca anche e soprattutto perché sarebbe, secondo quello che leggiamo sempre sulla stampa, sarebbe addirittura il mandante o sarebbe coinvolto nell'attentato a Sigfrido. Che cosa ha detto Sigfrido quando è venuta fuori questa storia che il mandante potrebbe essere stato lui? Che lui è un mio caro amico, insomma, carissimo amico, ci vado a mangiare sempre da lui. Ma e quindi c'è un problemino, cioè abbiamo un problemino certo. di non poco conto. Sicuramente c'è un problemone giudiziario, anche perché parliamo di una bomba, quindi non scherziamo. Non le bombe di Maurizio Mosca dell'epoca, questa è una bomba purtroppo vera, è una storia inquietante, c'è la magistratura che indaga, e però ci sarebbero questi rapporti un po' strani, addirittura si dice che Sigfrido Ranucci dovrebbe essere rimosso dalla conduzione, si cerca un nuovo conduttore però siamo garantisti, quindi invece trovo ancora più forse inquietante un altro aspetto, e cioè sembra che La Vitola stesse confezionando la candidatura di Ranucci a guida del centro-sinistra. Ho letto anche il sondaggio che La Vitola aveva preparato, o comunque lo staff di La Vitola, per verificare, per tastare un po' il terreno, e si parte dalle considerazioni sull'attuale classe politica, su Schlein, su Conte, e poi si arriva a dire: ma le piacerebbe, questa è la domanda finale, sintetizzo, le piacerebbe se il candidato fosse il caro Sigfrido, anche se non c'è il nome sul sondaggio che è stato pubblicato? Ma adesso dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti, che ci fa segno di stringere. Vai Gisberto. Eccoci, siamo rientrati. Ma tu eri tra i 250.000 del concerto di Ultimo? No, mi sono collegato da remoto. Ah, ecco. Ormai tutti da remoto. Allora, sì Enzo, non potevamo non fare un cenno a questo mega evento che c'è stato a Tor Vergata dopo il Papa. È arrivato Ultimo a Tor Vergata, 250-260.000 persone, un sacco di soldi che sono entrate nelle casse del Comune di Roma. C'erano tanti ospiti, anche personaggi famosi, e quello che interessa un po', io che sono ancora un romantico, uno schiavo dell'amore e un affezionato al gossip, c'era addirittura tra il pubblico la ex fidanzata di Ultimo, destinataria delle prime canzoni del cantante. Anche questa che si intitolava Romantica, quella che abbiamo appena sentito. No, questa credo che sia dedicata alla nuova compagna con cui Ultimo ha avuto un figlio nato a New York. Quanto gossip che sto lanciando oggi. E Ultimo che hai fatto la domanda Novella 2000? No. Esiste ancora? Non lo so, esiste ancora. Visto dal barbiere, quando andavamo dal barbiere, sono un po' vintage. Quando avevamo i capelli andavamo dal barbiere, e quindi niente, c'è stato adesso però passato, sai, noi viviamo sempre di futuro, passato il mega concertone, adesso Ultimo sta preparando i concerti del 2027. Pensa che le date, che sono tantissime date, addirittura lui è originario della Toscana, andrà dove si fa il Firenze Rock, che è l'arena di Bisarno, farà lì il suo concerto, e i Pit, tu che sei un grandissimo frequentatore di concerti, i Pit, certo, che è la zona sottostante il palco, sì, i Pit sono tutti esauriti già, sono tutti sold out, e quindi forse c'è qualche posto ancora nel Prato, i Pit arrivi prima. Insomma, è un modo per vedere più da vicino il cantante. Quindi datevi da fare se volete comprarsi i biglietti per Ultimo, e non arrivate ultimi. Che battuta triste. Faccio è fantastica. Me lo dico, faccio cagare, me lo sono detto. Nicoletti si riprende la linea. Torniamo con tante altre cose simpatiche. A fra poco.
Estate 2026 Jazz. Erano in 3, sono rimasti in 2 i blu, perché Gabry Ponte se n'è andato e fa i pezzi con Giovanotti e con altri cantanti. Enzo, oggi ti sto sfottendo. Ti sono arrivati i miei 64 milioni che ti ho bonificato? No, non ancora. Sul conto? Non ancora. Non è che ho sbagliato conto? Forse hai sbagliato conto. Ma ragazzi, Cesarino, no? L'Iban, ti ho dato l'Iban giusto, non lo so. Non lo so, c'è Marcellino, scusate, Marcellino nostro. Marcellino, poverino, c'ha un altro processo penale. Il buon Dell'Utri. Perché è perseguitato quest'uomo. Ma insomma, ste leggi italiane, Silvietto gli voleva fare sta micro donazione di 64 milioni di euro a lui e alla moglie. Cioè, mo bisogna fare un processo penale, ma sarà libero, dopo tutto l'amore che ha donato a Silvio Marcellino, sarà libero di avere sti soldi. Poi io aprirei un'inchiesta per capire se effettivamente nel digitare 64 gli sia scivolato il dito sullo zero, perché magari voleva dargli 64 euro o 6 milioni, non 64. Ma insomma c'è questo processo mo a novembre. Dell'Utri, io chiamerei RIS per verificare questo fatto del dito scivolato sullo zero qua. E forse ci sarà come super testimone anche la Vitola al processo di Dell'Utri. Chissà se si scherza, ovviamente, si cazzeggia. Allora, a proposito di quasi scherzi, qua sì, abbiamo, caro Gisberto, ormai un social symbol, impazza sui social, il buon Enzo Ferrari, che è stato visto sotto non una, ma ben 2 pensiline. Una pensilina Liberty, una pensilina BRT. Che stavi facendo? E attendevo la BRT per andare al concerto di Ultimo, ma non è passata. Non è arrivata la BRT? No, ma Enzo, pare sempre, noi siamo sempre col pare, che dovrebbe partire dal 1° gennaio del 2027 la BRT. Sì. Ma quindi che c'è uno scontro di pensiline? Uno scontro di pensiline. C'è la pensilina sotto il balcone, quella fatta su misura. Lì hanno sbagliato, perché avrebbero dovuto farla sotto casa di Ugo Fantozzi, quella pensilina, per evitare che si tuffasse dal balcone di casa. E poi c'è quell'altra pensilina tanto vecchia che sembra più un monumento di arte astratta. Ma c'è qualcuno, interrogato qualcuno, rispose sulla collocazione di questa? Stiamo facendo. Non risponde nessuno, tutto tace. Beh, siamo vicino al mare, quindi è un silenzio ittico. È un silenzio ittico. È un silenzio, come diceva Ziolino, sarò muti come un pesce. Che ci hanno tagliato pure le corde vocali. E quindi, senti, ma sta BRT, che idea ti sei fatta? Siccome sono tutti felici in questa città della BRT, sì, tutti, gli abitanti, i cittadini delle zone dove passerà la BRT, i commercianti, sono tutti felici della BRT. Tu che idea ti sei fatto di questa BRT? Ti sto intervistando oggi, Enzo non mi fa più venire in trasmissione con lui. Io sto già pensando al teletrasporto. Teletrasporto, quindi con la forza della mente noi ci proietteremo alla nostra destinazione senza le BRT, quindi ancora super ecologico questa nuova modalità di spostamento. Allora, pare che stia finalmente ritornando un po' di caldo, perché abbiamo avuto dei giorni con 2-3 gradi di meno, quindi il weekend non riuscivamo a reggerli questi 2-3 gradi di meno. Ci possiamo finalmente torna il caldo. Ci possiamo spalmare la crema, mi raccomando, protezione 50. Senti, Gisberto già alza la mano, dice dovete chiudere. Gisberto, sono le 8:59. Oggi ti ho dato particolarmente fastidio, Gisberto? No, sono stato nella norma, nel perimetro. Siamo stati schiavi di Gisberto stamattina. Direttore, bene, buon weekend. Sì. Mi raccomando, siccome fa caldo, se deve andare a prendere la BRT si metta un cappellino, perché no, ma sto sotto la pensilina, così mi protegge. Perfetto, allora buon fine settimana e buona BRT a tutti. Arrivederci.